Capitani coraggiosi, le aziende e i manager che fanno grande l'Italia. Siamo con Luca Zavarin, presidente della Veneta Pesca del distretto ittico di Portoviro o del Polesine, eccellenza appunto anche il distretto, nel senso che tantissimi operatori, un business importante. E chiediamo al signor Luca, innanzitutto di seconda generazione, quindi una famiglia votata al mercato ittico. Cosa si prova a essere qua a capo di un'azienda tra le più importanti decisamente del Veneto e forse anche dell'Italia? Ma si ha una responsabilità verso la propria comunità come prima cosa, avendo 70 dipendenti tra le due realtà che noi controlliamo, che è la Veneta Pesca e l'azienda di trasporti frigoriferi portoviresi. È una responsabilità verso la comunità e da parte nostra c'è sempre comunque l'entusiasmo di lavorare, di investire, di trovare nuove strade per commercializzare il prodotto del nostro delta. Queste sono le basi principali della nostra filosofia e sempre essere presenti in azienda perché siamo votati al lavoro aziendale. Ecco, lei ci diceva che il vostro mercato prevalente di vendita è l'Italia. Sì. E in questo momento contingente come è messo il mercato italiano? E le varie problematiche è la trasformazione del mercato che negli ultimi anni ha avuto delle variazioni notevoli, spostandosi tanto anche sulla grande distribuzione come in Francia, come in Germania, come altre realtà. Si è trasformato, viene consumato più pesce però in modo differente, la vecchia pescheria un po' in difficoltà e la grande distribuzione che è poi la vera artefice della commercializzazione del pesce in Italia e in Europa. In un'altra intervista con un suo collega ci diceva l'Adriatico si sta ripopolando, ancora pescoso o siete obbligati a rivolgervi a mercati per l'acquisto, a mercati lontani da noi? Ma l'Adriatico è un mare che è pescoso di certe tipologie di pesce, che è il pesce azzurro in particolar modo. Altri prodotti negli anni sono venuti a mancare per l'aumento della pesca, pesci locali tipo canocchie, tipo triglie, tipo altri prodotti che erano prodotti prettamente che crescevano in laguna anche, però in laguna si fa il lavoro della verace intensiva, pertanto o si fa una cosa o si fa un'altra. Si è sviluppato il lavoro della vongola, è ovvio che è andato in sofferenza il pesce perché è nella laguna dove nasce, cresce e poi va in mare. I pesci ne vendiamo di più, sono cambiati i gusti, la gente vuole mangiare, è cambiato, non si mangia più il pesce, si mangia il filetto del pesce, ecco, questo è il cambiamento del mercato. Basso Polesine, distretto ittico importantissimo, molte aziende leader a livello mondiale addirittura, perlomeno europeo. Secondo lei riusciremo a conservare questo primato? Le spiego un pochino da dove parte la critica. Tempo fa eravamo nel distretto abbigliamento i numeri uno, praticamente migliaia di persone lavoravano nei laboratori. C'è il rischio che si possa spegnere questo entusiasmo che c'è nel distretto ittico oppure avete gli strumenti per evitare eventualmente di perdere questa leadership? Allora, tra noi e l'abbigliamento cambia parecchio perché noi facevamo tanto abbigliamento perché avevamo tanta manodopera, però fondamentalmente nelle nostre zone nessuno ha creato un marchio e nessun marchio ha avuto successo. Abbiamo una marineria che è tipo quella di Pila per quanto riguarda la pesca del pesce azzurro, che in questo momento a numero di persone e di barche impegnate è la prima in Italia. Cioè abbiamo una realtà dinamica nel nostro settore di produzione fondamentalmente. La cozza viene prodotta, cresce, nasce e viene distribuita dal nostro territorio. Noi vendiamo la semina che poi viene portata in Sardegna, viene portata in Francia, viene portata in Spagna, la vendiamo noi, cioè noi siamo zona di produzione per eccellenza. Pertanto da questo punto di vista non è che dobbiamo avere i timori che ci possa essere una riduzione del lavoro. Ci sarà sicuramente una trasformazione del lavoro verso quelli che sono i prodotti sempre più preparati, il pronto cuoci o altre realtà, perché il tempo
il tempo per mangiare ci si dedica, a parte il sabato e la domenica, durante la settimana ci si dedica poco tempo per mangiare, dove che una volta si mangiava a pranzo e cena erano due momenti importanti della giornata. Ecco, questo è l'aspetto più importante, che comunque siamo una zona di produzione. Capitani coraggiosi, le aziende e i manager che fanno grande l'Italia.